gente da Roma. Qua, entrando dal Rio di San Severo, c'era la Scania, era l'impresso d'onore vero e proprio. Il visitatore, l'ospite, l'amico doveva avere l'impressione di entrare in un giardino. Era tutto dipinto a frutti, a foglie, a fiori, è scomparso tutto, c'è soltanto un piccolo pezzetto che si è saldato. Venite a vederlo. Ecco, qua c'era la scalinata, naturalmente adesso l'acqua. Normalmente là la dovete immaginare almeno 1 metro sotto, e quello è l'unico pezzetto che rimane, vedete? Dove vedete i colori seppur pallidi, in qualche modo si sono saldati, e vedete rami, frutta, foglie, dovete immaginare che era tutto così. L'ospite arrivava, immaginate le pareti tutte dipinte a alberi, a frutti, ed aveva l'impressione di, immaginate le colonne di un rosso sfavillante, aveva l'impressione di entrare in un giardino. Ma era tutto di marmo, era tutto dipinto, e poi quando cominciava a salire lo scalone doveva passare di meraviglia in meraviglia, perché il padrone di casa, Giovanni, il mancato cardinale, voleva stupire e intimorire l'ospite. Voi che siete i miei allievi adesso mi dovete rispondere. Questi stuccatori sono fatti venire da Roma. Voi mi dovete dire come si fa a capire che sono stuccatori romani. Vi do 3 secondi, 3, 1, 2, no, se stai là, Fioi, se stai là non riuscì dove venire a vedere, a guardare, dove fare gli indagatori dell'arte. Disegna come che si fa a capire che gli era? No, guardate, non lavorate, basta guardare l'arte per capire. Guardate che allora c'è l'oro, cos'è? No, come fine a capire che questi stuccatori stati dai Grimani, da Giovanni, brava Elisa, i carciofi romani, Verdei dappertutto, ma guarda la ma aspetta, ma poi avete visto la parte che male il carciofo, il riccio di castagne che si sta aprendo, le reste d'aglio, avete visto? Guardate che volendo uno si mette qua e passa una giornata. Stai attenti, carciofi romani. Una mia allieva un giorno la con tutti i carciofi che fa qua nelle isole, le famose Castraure del Sant'Erasmo, perché mettere i carciofi a Romano? E là mi sono fermato, perché la domanda era per stupida, no? È molto intelligente la domanda. E là mi ha dato il modo di riflettere sui rapporti tra il committente, Giovanni, il fratello Vittore, e l'artista. Allora Giovanni vuole gente romana, lui si fida solo degli artisti romani, vuole il top, il meglio, il massimo che si possa trovare sulla piazza. Questi sono i più bravi stuccatori d'Italia e quindi del mondo, e li fa venire su. Quanto tempo ve dà? Una settimana che mi fa la loggia, e voglio cesti di frutta e di verdura, perché voglio che il mio ospite abbia l'impressione di entrare in un giardino. Cosa fai sti qua che hai una settimana di tempo di lavoro a copia? Se metti in giro per la laguna di Venezia a vedere come che le fa qua i carciofi, i fioi, gli fa una verdura che i colori conoscono. La verdura stai attenti, passare in mezzo, passare dentro questa loggia è come che non anche si fosse Dio camminare in un mercato del primo 500 a Roma. Se non anche si fosse a Roma nel primo 500, questo si vede lì sopra. Questo si vede lì sopra. Ma dopo che viene la novità assoluta, io che mi dice la novità assoluta di questi cesti? Viene i carciofi, che è la novità, Fioli, guardate che vai a studiare storia. Il mais, bravo Riccardo, te me l'ha un po' detto, appena studiato l'esplorazione dell'America. Porca miseria, a Fioli qua siamo nel 1530, vedevo le pannocce, e dopo le vedaremo qua dentro. Ma Fioli, prima arrivare dall'America il mais, dai Maya, prima arrivare, guarda già, come mai? Stai attenti, quante volte giostra la maglia a televisione? Un'infinità di volte, la televisione dice che cazzate, perché? Perché dentro la notizia va fuori la parcheata, per i nostri uomini politici sono le cazzate, tanto dentro la notizia il libro è diverso, perché il libro è fermi, lo leggi, ritorni sulla pagina, sul libro tu incastri nero sul libro. Allora la televisione, tu puoi dirmi, è quasi tutta puttana mia.
tiene pochissime cose che si salva, tipo la Sveva Sarramola, per esempio, che è ONG, nella trasmissione seria, se mi capita, facendo zapping, mi fermi. Eppure, essendo televisione, parlai di smonare. Mi ne ho sentito tantissime da Piero Angela, quando entra nel meccanico e parla del campo, mi sente cazzate a non finire. E lei Piero Angela. Quindi pensa il resto della televisione, poi basta dire che uno dei personaggi... Sì, lo so, perché uno dei personaggi della televisione è Vittorio Sgarbi, che passa un po' di arte, non sai niente, Fiori, basta dire questo. Ascoltate una roba. Allora, nella trasmissione della Sveva Sarramola, circa un mese fa, ho sentito dire che la coltivazione del mais si diffonde nel 600. Sveva svegliate da sposare un decisione anche. Porca miseria! E non ti sa che qua nel 500 i veneziani piantarono tutto il mais, per cosa? Perché, guardate se ero arrivato qui nel 1453 Costantinopoli. I turchi che rendevano instabili i commerci, i prezzi a volte le alleate, a volte le nemiche. I veneziani gli ha capitali liquidi che non gli ha confronti in tutta Europa. E il capitale liquido cerca investimenti. Prima gli era questi investimenti nel commercio marittimo, adesso i turchi lo reso instabile. E l'unico cosa che fa di queste enormi somme che ha in tasca, investe in terraferma e comincia a comprare terra dappertutto, nasce le famose ville venete, loro che diventano i baroni di tutta la terraferma, perché gli ha liquidi da investire tantissimi. Ma attenzione, la Villa Veneta non è un posto dove far sfoggiare ricchezza, innanzitutto lo sapete bene, è un'azienda agricola. E il parone che in questi sky, e poi chi sky torna in Rio, e vuol che la rende, e quindi i veneziani del 500, io l'avanguardia nel far fruttare la terra. E consiglio che lei, che il mais, che dà rese, che lei è altissimo, piede quelle del fornello, del sordo, dell'orzo. Loro dove che viene acqua, perché il mais richiede acqua, loro pianta. Stai attenti. E i grimani che avevano una mania dei schemi, ovunque che aveva terra e ovunque era acqua, loro piantavano. Ed è là che non hanno diventato i poetoni. È lì. Ma stai attenti, perché da lì non è che si diventa soltanto i poetoni, diventano anche stupidi. Sì, Fiore, diventano stupidi perché il denaro liquido era pochissimo, nel popolino non circolava. Se pagava in natura, allora se pagava in natura, stai attenti, sti qua, i braccianti, venivano pagati sotto il cosacco di biava, di qua venivano sotto il poenta, questi ciappa la peata. E avanti sapete che il decorso della pearra, il primo sintomo è l'ispessimento della pelle, dopo il secondo sintomo è la stupidità, il terzo è la pazzia e poi ti conduce alla morte perché la pellagra ci mette anni, ma ti uccide. Allora, nel ceto dirigente, se io bagno di quella. Perché ne qualcuno in seconda fase. Allora, sì. Ma guardate che a Roma gli è convinti che se ne tutti nella seconda fase, che non viene ancora poeta. Allora, cosa che si crea? Nella dinamica dei rapporti tra ceto dirigente e popolo, non so dove provasse. Quelle piene cioli. Va bene. Allora, in questa dinamica si crea l'opinione del ceto dirigente, i ceto dirigente, che i poeti non solo gli scopi cattivi, eccetera, e quindi l'abisso che separa le classi sociali diventa sempre più grande, perché sono stupidi. Comunque, tornando a discorsi meno drammatici, mi immagino Giovanni Grimani che c'era il suo studiatore da Roma che mi disse, va bene, voglio farmi i carciofi a Roma, ma mettemi a quelle pannocce, che soddisfazione, perché davano guadagni altissimi. Allora adesso noi entriamo. Questo era lo scalone d'onore dopo che erano le scale segrete, che era tutto un andare su esole, ma era altre. La Salsedine, l'abbandono ha rovinato tutto. Dalla seconda rampa comincia a salvarsi qualcosa. Voi dovete restaurare tutto, immaginare che tutto era ricoperto di cuori d'oro, cioè di cuoio dipinto e dorato. Le pareti veneziane non erano mai bianche, erano sempre di colore, erano tutte rivestite di cuoio colorato.
e poi alzate gli occhi, guardate il soffitto. L'effetto che Giovanni voleva era entrare in un lago di luce, il grande portico superiore. Adesso viene in corso la mostra del canaletto, hanno oscurato il portico per illuminare i quadri e quindi gli architetti, che Dio li abbia in gloria, gli rovina tutto l'effetto che Giovanni doveva immaginare lo scalone che sfocia in un lago di luce, adesso sfocia in un lago di buio. Pensate gli architetti, dai che adesso.